No, non ci si annoia. Allora, praticamente ieri sera mi è arrivato un attacco di panico, anche di quelli forti, no? Adesso stamattina sto così e così. Attacco di panico per chi l'ha già provato sa cosa intendo, ed è una cosa molto molto brutta. Ti viene tipo fame d'aria, tachicardia, un po' di giramenti di testa e questa specie di vertigine, diciamo, no? Sei lì per lì che non sai se stai per svenire, per morire, non lo sai cos'è. In realtà, vabbè. E allora sono andato dal vicino qua, il francese, il camperista francese, che bene o male lui parlava l'inglese, gli ho detto guarda, tanto vabbè mi ha fatto un po' di compagnia, no? Ma più che altro il punto era se dovesse succedere, gli ho spiegato cosa avevo, chiami l'ambulanza, vediamo già dove siamo, la zona, l'indirizzo e quindi lui era pronto, insomma, ecco. Stamattina così così, dopo non lo so, deve essere il tempo, anche Giovanni è distrutto anche lui, non lo so, o è la zona di Porto, non riesco a capire, perché praticamente è vero anche che da ieri, ok, che si stava in felpetta, non sapevi se mettere il giubbotto oppure no, è arrivata l'estate proprio di colpo, quindi la luce è forte e il caldo e tutto quanto, quindi t-shirt e pantaloncini corti e avevi caldo, no? Adesso sta ritornando un po' a rinfrescare. Comunque, anche per un discorso psicologico associativo, io vedrei di cambiare zona. Mi dispiace per il castello, la fortezza, vabbè, insomma, il resto di Salonicco l'abbiamo visto tutto. Ma io adesso con calma mi sposterei su una di quelle spiazzette che abbiamo visto, che sono qua a 40 km. Ho praticamente finito l'acqua perché, sai, bevendo tanto, no? Per rilassarti ho fatto fuori l'acqua e adesso niente, ci sarà ovviamente da non fumare e non bere caffè. Probabilmente è stato anche quello. Ieri sì ho fumato tanto, devo dirlo, e con la scusa che avevo bisogno di fare la pipì nei bar ho bevuto tanti di quei caffè, cioè già dalla mattina fino poi tanti caffè sono andati via. Quindi caffè, sigarette, all'arrivo dell'estate, tutto quanto, puoi immaginare che è successa una bomba praticamente. Quindi adesso niente, ho bevuto tanto, ho fatto colazione con la tisana con limone spremuto e ho preso integratori di magnesio e potassio, anche perché sto bevendo tanto, quindi ho anche degli integratori di ferro che non si sa mai. Certo, magari una volta in Italia sarebbe il caso di fare anche delle analisi un po' più approfondite, perché ogni volta che faccio le analisi è tutto stra perfetto, tranne magari un pochino il magnesio e il potassio che sono un po' bassi. Però mi hanno detto vabbè, niente di che, mangia due banane sei a posto, però probabilmente non lo so, c'è anche qualcos'altro, non lo so, può essere, no? Cioè, perché a volte questi attacchi di panico possono essere anche causati da dei trigger, ossia da delle cose, no, che li accendono, delle sensazioni, degli stati d'animo, ma anche fisici, no? E quindi vedremo quello, anche perché uno dei primi, passami il termine, trucchi che ti dicono quando hai gli attacchi di ansia è di rilassarti, ok? Ma allora cos'è che ti ha fatto agitare, no? Hai capito? È quello il trigger, la cosa che accende, che dà inizio. Va bene, dai. Adesso c'è solo da aspettare 2 o 3 ore che Giovanni sia pronto e poi si può anche partire. Che vedi, io l'avevo anche detto, no? Cioè, non devo fumare durante questo, diciamo, viaggio perché non voglio rovinarmelo. E alla fine, vedi, mi sentivo bene, bene, bene. Beh, la nicotina sai che è un eccitante, no? Perché molti pensano che il fumare ti rilassa, in realtà no, ti rilassa il gesto di fumare, no? Ma in realtà la nicotina è un eccitante, come andare avanti a caffè. Perché dà magari anche la zona qui al porto, che sai, il traffico e tutto, l'aria che magari sa un po' di smog, va a sapere te. Il nonno che si ora con l'elicottero. Oggi? Dove? Guarda là. Non lo vedo neanche. Che sono tipo in controluce. Dove cacchio è? Eccolo là. Vedi tu? I nonni moderni col drone elicottero? Eh sì, vedi tu? Che forte questo. No, cos'è? I templeti già prefabbricati vendono, hai visto che roba? Vabbè, matti! Wow, che bella questa azzurra! Adesso vediamo com'è il discorso parcheggio, ma secondo me anche qua, guarda che vediamo un attimo a situa, ma perché no?
Ma questa qua praticamente è tutto da far spiaggia libera. Buono. Adesso vedo di mettermi in un posto dove il camper stia in piano e che ci sia un po' di sabbia battuta, diciamo, no? Se no credo vada bene, sì. Ok, pertanto dove abito oggi? Sbam! Ok, buono cazzo. Buongiorno Italia, faccia sbattuta, ti dirò, adesso ti spiego dove abito oggi. Direttamente con la porta aperta H. So, tu mi dirai bello, figata e tutto quanto. Sì ragazzo, ma è relativo. È relativo perché ho avuto un altro attacco di panico, no? So che per chi non lo conosce può sembrare una cazzata. In realtà, come ti ho già detto prima, è una cosa veramente molto brutta. E così sono andato in una farmacia, i quali mi hanno detto guarda qua c'è l'ospedale, e allora vabbè niente, sono andato in ospedale. Alla fine come sempre mi hanno dato un ansiolitico, sì, niente di che. Ho provato tutti gli esami, cuore, tutto quanto, mi hanno detto sei un atleta, io gli ho detto sì ma sto da culo cazzo. Lo so, mi fa il tipo. Gli ansiolitici sarebbero anche da evitare, io con le mie gocce di bacco oggi non ho risolto, forse si è sporcata la pipetta, si è contaminata, forse sono vecchie, non lo so, fatto sta che di solito 5 gocce tornavo nuovo e stavolta niente, quindi andrò anche alla ricerca, sì mi vedi in controluce, andrò anche a una ricerca di una farmacia, qualcosa per riprenderle. E io ho detto ma guarda per oggi ci fermiamo qui, domani vediamo di trovare spiaggette, cioè questa è carina, è abbastanza wild diciamo, però va bene, proviamo anche altre. Mi dispiace farti il vlog così un po' smonato, ma d'altronde sai che è un canale verité e tra la verité c'è anche questo. Cosa facevo? Facevo finta di dirti no, tutto bello, tutto tranquillo, no, un cazzo. Ti dirò, in ospedale sono stati molto buoni, molto carini, molto premurosi. Poi il dottore lì è stato anche un bel periodo a Roma e quindi insomma puoi immaginare italiano e festa, no? Beh dai, speriamo che passi tutto presto, impegniamoci a non fumare anche perché va a casa di Singano. Un po' in mezzo alla strada, ma è una strada non trafficata, passa una macchina ogni tanto, quindi va benissimo. C'è anche una bella arietta, sì, assolutamente non da fare il bagno, però vabbè, va bene così, meglio l'arietta che il caldo afoso che mi manda in tilt. Ore 16:32, mi è passato completamente, sono rilassato, tutto bene, mi è passato completamente. Come qualcuno forse sa, ogni tanto Singano può essere particolarmente intelligente, ossia non tanto intelligente, ma particolarmente intelligente. Altre volte Singano è stupido come la merda, perché Singano cerca sempre quell'equilibrio, no? Hai capito? E quindi nei momenti in cui Singano è stupido come la merda, si accende la sigaretta, hai capito? Quella dei rifiuti, guarda, però è una cosa che non ho mai capito per quanto riguarda la gente del posto. Oh, guarda un baù libero là. Perché se sei un turista, ok, sei un testa di cazzo, inquini e vai via. Ma se sei uno del posto ti rovini tutte queste spiagge che sono tue, cioè ci ritorni in mezzo alla merda. Ciao Fufo, sei venuto a trovarmi? Ah, ciao bello, non mi caghi di striscio, fai il sostenuto, vabbè va in culo. Oh, wow, che figata, mi sono addormentato, non so che ore sono. È iniziato il temporale. Come che si sta, Dio, che figata. Mi sono svegliato e Giovanni non c'era più, è andato al porto, ha detto che è più riparato. Ma vuoi mettere qua, guarda cazzo. Ah, quel temporale in mezzo al nulla, nada del nulla, bellissimo, bellissimo cazzo, ultra bellissimo. Buongiorno no, era più facile dire buongiorno France con questo accento un po' omosessuale.
Buongiorno Italia con l'accento normale e buongiorno Grecia, no, buongiorno Greece, no, non mi suona bene. Ma guarda che figata con le canne che ballano là, guarda, aspetta ti pincio lo zoom, guarda, guarda che roba.